Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Lo spaccio con l'auto a noleggio, la droga in una rivendita di caffè, sgominata a Gela un'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti, 14 le misure cautelari, a Catania evade dai domiciliari per spacciare. 3 tunisini arrestati per l'omicidio di un connazionale a Santa Croce Camerina, movente del delitto la spartizione del territorio per la raccolta delle plastiche nelle serre dismesse. Qui non c'è futuro, tutti in fila a Palermo per un lavoro, al centro per l'impiego tantissimi disoccupati in coda fin dalle prime ore del mattino. Metropolitana ferma e autobus vuoti, oggi sciopero di 8 ore del trasporto pubblico, disagi per i passeggeri anche a Catania, complicati da un po' di pioggia. Fai un'altra magia, tifosi in ansia per la salute di Totò Schillaci, l'eroe di Italia 90 è ricoverato in gravi condizioni al Civico di Palermo. A Ragusa, nella cava Gonfalone, il barocco in tutti i sensi, festival di musica, gusto e arti visive. Calcio, momento positivo per le siciliane di Serie C. Il Catania si gode il primato e la rinascita di alcuni giocatori. Messina e Trapani gioiscono per le 2 vittorie. Bentrovati, è stata stroncata dai carabinieri un'organizzazione criminale che si occupava del traffico di stupefacenti a Gela. La droga arrivava da Reggio Calabria e da Catania e la banda si approvvigionava proprio in questi 2 luoghi. 14 le misure cautelari. GR Italia. La base era all'interno di una rivendita di caffè di proprietà di uno degli indagati, mentre un altro metteva a disposizione le auto del proprio autonoleggio per trasportare cocaina, hashish e marijuana dalla Calabria fino a Gela. Una vera e propria organizzazione criminale dedita al traffico e alle vendite al dettaglio di stupefacenti, con base in città, che oggi è stata stroncata alle prime luci dell'alba da un'operazione dei carabinieri. 14 le persone, tutte italiane, alle quali sono state applicate le misure cautelari. 9 sono in carcere, 1 gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico e 4 indagati sottoposti a obbligo di presentazione. Uno tuttora irreperibile e attivamente ricercato. Sono tutti indagati a vario titolo per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L'organizzazione si approvvigionava in Calabria e a Catania e metteva in commercio la droga nelle piazze di spaccio di Gela. Tra loro anche un uomo già colpito da ordinanza di custodia cautelare per il reato di associazione mafiosa. Il soggetto, vicino al clan Emanuello di Gela, avrebbe ricoperto un ruolo di vertice nella gestione dei traffici dell'attività dell'associazione, i cui profitti sono stati quantificati in circa 40.000 euro a settimana. Le attività investigative hanno inoltre consentito di individuare alcuni nascondigli per l'occultamento delle sostanze stupefacenti, in uno dei quali sono stati di recente rinvenuti circa 500 grammi di cocaina. E un arresto c'è stato anche a Catania, dove la polizia, al culmine di un inseguimento a folle velocità tra le vie della città, ha arrestato un 59enne che era evaso dagli arresti domiciliari ed era in sella ad uno scooter. Non si era fermato all'alta degli agenti che lo avevano riconosciuto. L'uomo in Viale Africa ha tentato di proseguire la fuga a piedi, ma è stato bloccato con un taser. Sotto il sellino i poliziotti hanno trovato diverse dosi di cocaina e marijuana pronte per essere spacciate. Nella sua abitazione sono state sequestrate poi altre dosi di droga. E torniamo a parlarvi dell'omicidio che c'è stato a Santa Croce Camerina. 3 i tunisini che sono stati fermati nel Ragusano dopo la rissa con omicidio di sabato sera. All'origine della lite tra 2 gruppi di tunisini ci sarebbe la spartizione del territorio per la raccolta illecita delle plastiche nelle serre dismesse. Veronica Barbarino. Sottoposti a fermo in carcere 3 cittadini di origine tunisina per la morte del connazionale 21enne Mohamed Anver Debik, assassinato sabato sera al culmine di una violenta rissa nella zona centrale di Santa Croce Camerina. All'origine della lite tra 2 gruppi di tunisini forse la spartizione del territorio per la raccolta illecita delle plastiche delle serre dismesse. Fermati quindi 2 fratelli di 22 e 25 anni e un terzo soggetto 28enne. L'acquisizione di alcuni filmati dei sistemi di videosorveglianza, le testimonianze e i rilievi tecnici hanno permesso ai carabinieri di ricostruire in tempi brevissimi la dinamica e lo sviluppo del tragico episodio delittuoso. Da quanto finora emerso, la giovane vittima, raggiunta da un fendente al petto nel corso della rissa e deceduta pochi secondi dopo, avrebbe avuto una colluttazione con i 2 fratelli fermati, a loro volta successivamente aggrediti dal 28enne.
Un 36enne infine è stato trasportato all'ospedale Papa Giovanni Paolo II di Ragusa per delle ferite alla testa e collo guaribili in 10 giorni. L'episodio ha destato grande preoccupazione tra i residenti. Più di uno ha protestato e lasciato commenti al vetriolo sui social, chiedendo maggiori controlli per evitare il ripetersi di episodi simili. Un drammatico incidente si è verificato questa mattina sulla statale che collega Caltanissetta a Gela nei pressi di Butera. Nello scontro tra un'automobile e un mezzo pesante ha perso la vita un giovane di 28 anni, originario di Vittoria. Sin dalle prime ore del mattino in fila alla ricerca di un lavoro al centro per l'impiego di Palermo, tantissima gente in coda già dall'alba per provare a trovare un impiego. Qui non abbiamo futuro, ci dicono alcuni disoccupati. Marco Gullà. Tutti in fila per un lavoro, Palermo, centro per l'impiego, uomini e donne in fila anche per svariate ore alla ricerca di un lavoro che molti dicono in città non c'è. C'è solo sfruttamento, ci dice un 45enne disoccupato in fila da stamattina alle 6. Lavoro che ha perso Giovanni, 60 anni, una vita nel mondo della grande distribuzione e ora alla ricerca di un impiego. L'unico spazio di lavoro è lavorare in nero, non c'è alternativa. Paghe misere, però c'è questo, il nero, non c'è nessuna opportunità per un sessantenne riuscire a trovare un lavoro messo in regola, con i tuoi diritti. Senti, è un problema quindi la tua età, in questo momento è un ostacolo ovviamente? È molto problematico l'età, perché naturalmente, e io capisco anche i datori di lavoro, non è che prendono a quella a 53 anni e lasciano ragazza a 20 anni. Anche che quello. Te l'hanno mai detto, ovviamente non ti prendiamo per l'età? Sì, diverse volte, sì. La Sicilia per i siciliani, un'associazione nata proprio per aiutare disoccupati ed ex percettori del reddito di cittadinanza. La nostra associazione si occupa a 360 gradi su tutti i problemi e le problematiche che esistono sul territorio siciliano e non solo palermitano, ma soprattutto stiamo a dare supporto e sostegno a questa gente che viene abbandonata continuamente dalle istituzioni. Ovviamente noi con questa associazione vogliamo mandare un segnale chiaro alle istituzioni, soprattutto al comune, alla regione e soprattutto al governo nazionale centrale, dove questa gente giornalmente perde la casa, c'è gente che comunque dorme in macchina, abbiamo gente di ogni problematica seria e molto delicata. Io non ho futuro, sinceramente io ho perso di sognare, perché mi hanno detto a me non sognare più, perché tu non devi sognare, devi solo pensare a zappare, a guadagnarti quei 10 euro al giorno, a guadagnare i 20 euro al giorno, a umiliarti per avere i soldi in tasca. Io futuro non ne ho. E adesso andiamo ad Agrigento, nel quartiere Fontanelle. Gli abitanti non ricevono acqua da settimane e hanno aderito alla protesta dinanzi al comune. La Coldiretti Sicilia intanto denuncia lo spreco d'acqua con enormi danni alle colture. Davide Sardo. Dopo tanti mesi di precipitazioni a zero è piovuto solo un paio d'ore al mattino di oggi ad Agrigento, poi nuovamente caldo e cielo azzurro, come prima, del tutto insufficiente a invertire la tendenza di una crisi idrica che si aggrava e preoccupa ancora di più. Le istituzioni locali e regionali, in particolare il Comune di Agrigento e la Regione siciliana, hanno trascorso i 3 mesi estivi, da giugno ad agosto, ad elencare possibili interventi a rimedio, ma nel concreto non è stato finora compiuto nulla di rilevante. Nel frattempo la protesta dei cittadini non si placa, a manifestare sono anche gli abitanti del popoloso quartiere di Fontanelle, circa 12.000, senza acqua da settimane. Da 60 giorni non abbiamo acqua, 60 giorni, e non è più possibile lasciare abbandonato una comunità di 12.000 abitanti. Stiamo parlando di una frazione che in realtà è un vero e proprio comune. Non abbiamo avuto vicinanza da parte di nessuno, né dell'amministrazione comunale né da parte di AICA. Manca l'acqua, sì, e ogni 15 giorni, e poi anche quando viene non è detto che ci sale l'acqua, quindi siamo disperati. Noi siamo 5, perché tra parentesi io ho pure mia mamma che sta a casa con noi, giustamente anziana. Io non mi vergogno che ho chiuso lo scarico dell'acqua e riempiamo la vasca come tempo di 20 anni fa. Per la Coldiretti l'acqua viene sprecata con enormi danni a tutte le colture. Piove e c'è siccità, non piove e c'è siccità. Solo in Sicilia l'acqua viene sprecata in modo così vergognoso, denuncia la Coldiretti siciliana, che auspica un intervento immediato del nuovo assessore regionale.
Il problema del canale Arci e dello sversamento delle acque inquinate in mare alla Playa di Catania resta e il presidente Isidra, l'azienda idrica catanese, risponde alle polemiche sull'argine mobile costruito e poi saltato. Roberta Lunghi. C'era l'ordine dell'autorità di bacino con data 25 luglio 2023 dietro la rimodulazione dello sbarramento a Catania del canale Arci che sversava acque reflue provenienti dalla zona industriale in mare alla Playa all'altezza del Lido Roma. A giugno si erano conclusi i lavori dell'innalzamento di un argine di 50 cm di altezza per garantire le acque del mare a meno che il livello del canale per eventi eccezionali non superasse i 50 cm. È il presidente della Sidra, l'azienda idrica catanese, che traccia l'iter fatto di obblighi, rispondendo alle polemiche sulla responsabilità dell'azienda idrica sul tema. Abbiamo subito un'ordinanza e quindi l'ordinanza si esegue, va bene. Abbiamo subito poi una disposizione da parte delle autorità preposte e l'abbiamo fatto. Per me non si doveva fare, però torno a dire lo si fa perché c'è questa imposizione. La prima pioggia intensa a Catania, nel mese di agosto, aveva fatto emergere le criticità nei corsi d'acqua della zona industriale. Non aveva retto quello sbarramento mobile diverso dall'argine fisso che era stato imposto dal Tribunale di Catania. Tipologia a parte, il problema resta dunque perché, acque delle grandi industrie depurate a parte, l'inquinamento del canale sussiste come sussiste l'allagamento. Per il presidente di Sidra potrebbe esserci una soluzione. Bisogna controllare la depurazione, dove l'acqua arriva attraverso il pantano l'Arci la raccoglie e la manda a 800 metri. Però il problema è chi fa questi 800 metri? Per me deve essere l'autorità di bacino e quindi la regione, va bene? Perché tutta l'area della costa è demanio regionale. Metropolitana ferma e autobus vuoti. Oggi sciopero di 8 ore del trasporto pubblico, disagi per i passeggeri anche a Catania, complicati da un po' di pioggia. Qualcuno arriva alla fermata spaesato e non informato prima di tornare indietro per cercare alternative. Luca Ciliberti. Deve prendere la metro? Sì, purtroppo. Ma oggi c'è sciopero, è chiuso? No, non ci posso credere, veramente. Giornata di passione per i viaggiatori che utilizzano il trasporto pubblico locale. Oggi 8 ore di sciopero durante l'intera giornata indette dai sindacati, quindi stop al servizio di metropolitana, tram e autobus in tutte le città. Sapevate che c'era lo sciopero? No, non lo sapevamo. Quindi siete rimasti a piedi? Siamo rimasti a piedi. E adesso? Prendiamo la macchina. Ti premura? Sì, parecchio. Ma sai che non c'è il treno, c'è sciopero oggi? Beh, allora non sono più di premura, andrò a piedi. Non lo sapeva che c'era lo sciopero? No, non l'avevo sentito. Sta cercando il biglietto, l'abbonamento? Sì, no, sto cercando il portafoglio per fare il biglietto. Ma oggi c'è sciopero però, non lo sa? No, non lo sapevo. Quindi non ci sono i treni? Ah, quindi non c'è metro? Bella fregatura. Non c'è il treno, c'è lo sciopero. Sto scherzando? Vediamo, qualche cosa in bene. Lo sciopero è iniziato quasi dappertutto alle 8:30, sono state previste alcune fasce di garanzie per limitare i disagi, i servizi sono stati assicurati soprattutto nelle prime ore del mattino. Ecco, vedete, qui siamo alla stazione Stesicoro della metropolitana di Catania, il treno fermo sui binari, ovviamente chiuso, in attesa che termini lo sciopero per poi ripartire e riprendere il servizio. Scendono parecchie persone non sapendo ci fosse sciopero e rimanendo qui al centro di Catania senza poter tornare a casa. Una delle principali ragioni della protesta è il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale degli autoferrotranvieri internavigatori, scaduto lo scorso 31 dicembre e motivo degli scioperi precedenti, soprattutto quello di 4 ore indetto lo scorso 18 luglio. Quindi proprio non c'è. Ha visto che non era una fake news? Veramente. Lo sciopero e la pioggia mattutina hanno appesantito una giornata già difficile a causa del traffico, autostrade statali interrotte per incidenti provocati dal maltempo. Sull'autostrada 19 Palermo-Catania il traffico è rimasto bloccato in direzione Palermo tra gli svincoli di Trabie e Bagheria a causa di un incidente nei pressi allo svincolo di Casteldaccia. C'è un'altra notizia, il peschereccio Maria Madre è affondato all'alba nel porto di Scoglitti, frazione di Marinara di Vittoria, in provincia di Ragusa, fortunatamente dopo che l'equipaggio lo aveva abbandonato in seguito a un incidente. Spinto dal vento, probabilmente ha urtato contro uno scoglio affiorante a circa 400 metri dal
porto. E a Catania 58 kg di prodotti ittici sono stati sequestrati dai carabinieri del NAS in 3 ristoranti di pesce della zona Pescheria, i cui titolari sono stati denunciati per frode in commercio e devono rispondere di alcune violazioni nel settore igienico-sanitario. In totale sono state irrogate sanzioni per quasi 50.000 euro. E il mondo del calcio e non solo è in apprensione in queste ore per le condizioni di Totò Schillaci, da sabato sera ricoverato in gravi condizioni all'ospedale civico di Palermo. L'eroe di Italia 90 lotta da anni contro il cancro. Marco Gullà. Forza Totò è il messaggio che sportivi, calciatori e amici di Totò Schillaci hanno postato sulle loro bacheche social per un gesto di vicinanza all'Inter e simbolo dell'Italia durante le notti magiche del mondiale casalingo del 1990, di cui fu capocannoniere. A causa di un peggioramento della malattia con cui ha già fatto i conti in passato, infatti il 59enne siciliano è ricoverato nel reparto di pneumologia dell'ospedale civico di Palermo. Un messaggio speciale arriva anche dall'ex compagno di Totò, Roberto Baggio. Fai un'altra magia, scrivono sui social i tifosi del centravanti Palermo e alla lunga lista di messaggi. Forza Totò, non mollare. Maria Mattarella, 62 anni, avvocato, segretaria generale della regione siciliana, figlia dell'ex presidente della regione Piersanti Mattarella, ucciso dalla mafia nel 1980, è morta oggi a Palermo. Nipote del capo dello Stato che da ieri si trova a Palermo, Maria Mattarella aveva 18 anni e si trovava sul sedile posteriore dell'auto crivellata di colpi quando è stato ucciso il padre. E adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. A Ciminna, nel Palermitano, una mostra per immagini sulla realizzazione del film Il Gattopardo di Luchino Visconti. Ciminna è la trasposizione della Donna Fugata del romanzo di Tommasi di Lampedusa. Un riconoscimento a Tuccio Musumeci durante la serata di apertura è stato dato. Orazio Longo. La famiglia Salina durante il Te Deum nella chiesa madre, la bella Angelica, Claudia Cardinale, il set in piazza Matrice, Don Fabrizio, Burt Lancaster e Tancredi, Alain Delon, in un momento di pausa durante la lavorazione del film. 12 pannelli per raccontare Il Gattopardo di Luchino Visconti a Ciminna, al Polo Museale, in una mostra realizzata dall'Associazione BC Sicilia e dal Centro Studi La Donna Fugata del Gattopardo. L'esposizione completa offre al visitatore oltre 300 immagini che raccontano la costruzione, negli anni 60, di Ciminna trasformata da Visconti nella Donna Fugata del celebre romanzo di Tommasi di Lampedusa. I pannelli, seguendo un itinerario cronologico che inizia dai primi sopralluoghi di Goffredo Lombardo, contengono i fuoriscena e i backstage con le immagini provenienti dal Museo Nazionale del Cinema di Torino, dove si scorge il regista Luchino Visconti spiegare a Burt Lancaster come aggredire Ciccio Tumeo, lo stesso Visconti che spruzza sul viso di Rina Morelli nelle vesti della principessa Maria Estella Salina, moglie di Don Fabrizio, del Borotalco per far apparire ancora più realistico il lungo viaggio in carrozza. Durante la serata della 6ª edizione del premio, riconoscimento all'attore Tuccio Musumeci. Concerti di musica barocca, degustazioni di cibi del tempo rivisitati e la suggestiva location di Cava Gonfalone. È il festival barocco in tutti i sensi che si è tenuto a Ragusa e che ha celebrato la spiritualità e la debolezza della figura maschile. Veronica Barbarino. Musica barocca proposta da artisti prestigiosi a livello internazionale, cibo del tempo e suggestivi spettacoli nel cuore della terra. È stato il Festival Barocco in tutti i sensi all'interno di Cava Gonfalone a Ragusa. Un percorso di esperienze diviso in 3 serate che ha coinvolto tutti i sensi attorno al tema della figura maschile in ogni sua declinazione, dalla spiritualità alla umana debolezza. Questo è un progetto che vuole esplorare attraverso il richiamo della musica tipica barocca che ci riguarda parecchio
tutti gli altri sensi, e questo l'abbiamo fatto attraverso il cibo, per esempio portando nei piatti il riso cotto con le pesche e il caffè. Lo abbiamo fatto scegliendo un luogo di Ragusa veramente straordinario, unico al mondo, che sono le latorie di Cava Gonfalone. Scenografia degli eventi, la tela dipinta dall'arte emotiva di Giovanni Robustelli, narratore dei sentimenti ispiratigli dalla performance musicale della prima serata. Ho deciso di rappresentare questo San Giorgio disarmato e che quindi non ha bisogno di armi per lottare contro qualcuno che sta all'esterno da se stesso, ma contro se stesso. Tant'è vero che a un certo punto il drago si confonde con il cavallo e con la sua figura. Quindi come a lottare con le sue stesse ombre, con le sue stesse paure. Un'atmosfera intima ha abbracciato il pubblico presente, che a conclusione di ogni spettacolo, per il senso del gusto, ha potuto assaggiare i piatti della tradizione barocca, rivisitati in chiave moderna. Una pausa e poi l'ampia pagina dedicata allo sport. Eccoci allo sport, siamo al calcio. Il Catania in testa alla classifica di C e in vista del big match col Picerno di sabato si gode i suoi protagonisti, qualcuno come Inglese e Sturaro insegue anche alcune rivincite. Marco Carli. Facce da Catania, del nuovo Catania, che corroborato dai risultati ha fatto gruppo. Ne abbiamo scelte 3. Toscano, per esempio. Lo si diceva da tempo che sarebbe stato il valore aggiunto. I numeri non dicono tutto, ma soprattutto nello sport non mentono. Le promozioni e le vittorie dei campionati vogliono dire di certo qualcosa, ma poi c'è il resto. C'è una squadra che lo segue, ci sono le verticalizzazioni che mancavano, c'è il gruppo, appunto, e la mentalità, quella che continua a citare nelle sue interviste. A proposito di mentalità e di convinzione, bisogna averle ben radicate in se stessi, come ha dimostrato Inglese. Dopo una stagione composta da 8 mesi a casa e 3 in una squadra che non ti valorizza, non è facile. Ci vuole volontà per continuare ad allenarsi, aiutato dal fisico, non sarà al 100%, ma l'inattività sembra lontana. Ci vorrà ancora del tempo, ma la scommessa di Faggiano ha i numeri dalla sua, la carriera non mente, nel caso di Inglese parla da sola. Il gol di Biella potrebbe nel tempo essere anche valutato come l'inizio della rinascita. Ma se c'è un volto che scegliamo per rappresentare il nuovo Catania è quello di Sturaro. La sua trasformazione è la stessa della squadra, in difficoltà l'anno scorso, in grande spolvero nell'avvio di questa stagione. Basta guardarlo quando urla per incoraggiare i compagni. Le stagioni partono dalle scelte giuste e il club rossazzurro con Toscano, Inglese e Sturaro ha fatto delle scelte. Il tempo dirà tutto, ma le premesse lasciano ben sperare. Sabato sarà sfida al vertice col Picerno, un altro banco di prova per costruire una stagione vincente. Vittorie pesanti nel terzo turno del campionato di Serie C per Messina e Trapani, che hanno battuto rispettivamente Taranto e Crotone. Nella prossima giornata le due siciliane si scambieranno gli avversari, giallorossi a Crotone e Granata a Taranto. Sergio Colossi. Messina brillante e spietato, ma i problemi non si cancellano. Senza tifosi e società, Modica fa quadrato con i suoi giovani. Il vantaggio di Ardizzone stimola la reazione degli under giallorossi, che inaugurano la rimonta con un rigore inesistente, concesso da Mirabelle e trasformato da Luciani. La condizione fisica fa la differenza. Il Messina si salta in 5 minuti con i gol di Garofalo e Anatriello. Il Taranto non incide e Frisenna chiude il poker con la specialità della casa. Non è facile andare sotto di un gol dopo pochi minuti in casa, quando soprattutto comunque entri concentrato e sul pezzo, ma penso che la cosa importante che ha dimostrato la squadra oggi è che comunque, nonostante dopo aver preso la batosta, non ha mai mollato, ha continuato a giocare, a fare il proprio calcio, il calcio che propone il mister, e siamo riusciti a ribaltarla. Penso che il risultato è netto e meritato. Nel segno della rimonta anche la prima vittoria in campionato del Trapani, che incassa la rete di Kostadinov, ma la reazione porta la firma dell'ex giallorosso Zuppel e del solito Canutè dopo la traversa di Karic. Antonini rinnova la fiducia a Totò Aronica per il dopo Torrisi, mentre Messina e Trapani in classifica a 4 punti si scambiano gli avversari. Nel prossimo turno Peloritani ospiti del Crotone e Granata ancora in trasferta a Taranto. La 19enne palermitana Federica Ramirez si è laureata campionessa del mondo di karate. Ramirez è una delle 8 medaglie d'oro della spedizione azzurra a Sheffield in Inghilterra.
E subito dopo il nostro telegiornale, spazio al calcio siciliano con anteprima corner, riflettori accesi su Catania, Palermo, Messina e Trapani. E stasera dalle 20:45, sempre su Telecolor, la versione estesa di Corner, tutta dedicata al Catania. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.